Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Spazio Cercato, Batman Napoletano. Come state? Vai giù, spero tutto bene. In questo video andremo a parlare di 300.000 euro che i giocatori italiani volevano se l'Italia fosse andata ai mondiali di calcio del 2026, dell'estate 2026. Allora, prima di iniziare a parlare, io dire una cosa, che oggi uscirà un nuovo pezzo, un pezzo al pianoforte, non cantato ma solo suonato, lo farò uscire stasera a mezzanotte più o meno, alle 23:59, penso, mi ricordavo a mezzanotte. Lo farò uscire alle 23:59. Quindi alle 23:59 tutti collegati sul canale, che esce il nuovo pezzo al pianoforte. Vabbè, allora, come vi ho anticipato, mettendo musica da parte, come vi ho anticipato già all'inizio del video, i calciatori italiani volevano 300.000 euro per aver ottenuto la qualificazione ai mondiali, diciamo come premio della qualificazione ai mondiali. Poi c'è stato Gattuso che è riuscito a fermare gli alibi dei giocatori, ci può pure stare. Cioè, oggi ma è stato facile, ma siete veramente scemo, oppure volete essere scemo? Cioè, oggi tutto a posto. Cioè, oh, fosse 10.000 euro. Ah, boh, loro hanno chiesto 10.000, 10, 15, 20.000 euro. Ah, boh, ma un po' come c'è dovuto si qualifica. Ma 300.000 euro. Ma proprio hai fatto che cosa? Per aver vinto contro l'Irlanda del Nord, cioè manca l'Irlanda normale, ma del Nord, è come dire che Napoli, per dirne una, oppure che ne so, parlando di nazionali, a Germania si dovesse qualificare ai mondiali 2026 per qualificarsi deve fare la sfida contro l'Italia del nord dell'Italia del sud, quindi Milano, Torino, Piemonte e Liguria e poi Trentino e Napoli, ultimo mettere Roma, ultimo Roma, Sardegna, Puglia, Basilicata e Sicilia. Ciao, tutto a posto. Vabbè, parte le scemità. E voglio, ma prima di tutto non ve li meritate proprio questi 300.000 euro, ma manco 10-15.000 euro, come ho detto prima. Perché? Perché magari tu per qualificarti dovevi chiedere non dico 300.000 euro, ma un minimo di sostegno economico per le fatiche, essendo che i calciatori nazionali non prendono un euro. Questa cosa è sbagliatissima. Dovrebbero almeno pagare i soldi alle società. Vabbè. Praticamente in pratica se volessero questi soldi dovrebbero chiederli se l'Italia si deve giocare una partita che non è i playoff, ma la Nations League, che è valida per la qualificazione alla Coppa del Mondo. Se io riesco a qualificarmi in Nations League, allora posso dirti, se mi riesco a qualificare in Nations League mi dai, che ne so, 10, 15, 20.000 euro, ma non ai playoff. Cioè andare ai playoff e siamo l'Italia è bruttissimo da vedere da altre persone di altre nazioni. Figurati, fanno pure 600.000 euro, ma dove cioè proprio che si fanno proprio schifo. Vabbè, io non mi voglio tanto dilungare su questi discorsi da nazionale. Vi ricordo ancora che
Dopo alle 23:59 uscirà il nuovo pezzo al pianoforte. E vi saluto, vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi al canale e vi ricordo che in descrizione c'è la community WhatsApp. Ciao a tutti.